Interista e con la passione per la bicicletta. In ambito lavorativo ha affrontato una grande sfida: passare da una piccola e media azienda al leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati in ingegneria e soluzioni di meccatronica. Ma cosa comporta superare il milione di euro di fatturato? E quali sono le difficoltà per favorire l'integrazione delle diverse realtà? Matteo Storchi, presidente e amministratore delegato Comer Industries. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia. Parto facendovi vedere una pianta, una sequoia per la precisione, che si chiama Generale Sherman. Penso che sia l'albero, la sequoia, più grande al mondo. Si calcola che ha più o meno 2500 anni di vita e si trova nel Sequoia National Park in California, negli Stati Uniti. Perché parto da questo albero? Non perché voglio parlarvi di sostenibilità. La sostenibilità è qualcosa che per il momento lascio ad altri. Perché il generale Sherman, secondo me, è l'esempio più importante per quello che è assimilabile a quello che abbiamo deciso di fare nella nostra impresa, la crescita. Ogni anno il generale Sherman cresce e aumenta la quantità di legno di circa più o meno 18 metri, che è una quantità enorme se pensate a qualsiasi tipo di pianta in qualsiasi tipo di altro luogo. Quindi che cosa significa? Significa che la crescita è un imperativo, la crescita è un'ossessione, la crescita è l'unica cosa che può fare in modo che le nostre aziende e le nostre imprese continuino ad esistere nel tempo. L'impresa abbiamo già sentito che è una responsabilità sociale, ma non è una responsabilità sociale della famiglia o dei manager, è una responsabilità sociale del territorio. E la prima responsabilità sociale la si ha nei confronti delle persone che operano all'interno dell'azienda. Quindi l'unico modo per cui noi riteniamo che l'azienda possa prendere esempio del generale Sherman e durare nel tempo è crescere. Come si può crescere? Si può crescere in tanti modi diversi. La crescita, noi abbiamo, come dire, provato a immaginare un modo di crescere che andasse contro la convenzionalità. E perché la convenzionalità? Per la parola convenzionale cosa significa? Significa passività nei confronti di schemi o formule accentate, mancanza di originalità. Per crescere in un mondo sempre più competitivo, sempre più globale e con tutto quello che accade, per crescere bisogna essere originali. Bisogna farlo in modo diverso rispetto a quello che è stato fatto nel passato. Noi abbiamo deciso di crescere in modo non convenzionale. Abbiamo giocato proprio con la parola convenzionale e non convenzionale. Perché non convenzionale? Perché per crescere in modo convenzionale, tra virgolette, non voglio dire che siano capaci tutti, ma ci sono meno opportunità. Crescere in modo non convenzionale significa imparare e trarre esempio da tutto quello che è stato fatto, ma esplorare nuovi mari, esplorare nuove opportunità, esplorare nuove ambizioni, nuove sfide. E dal nostro punto di vista, che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di comprarci il più grande nostro competitor in Germania con il doppio di anni rispetto alla nostra azienda. Quindi una cosa che fino a qualche anno fa sembrava inimmaginabile. Solo il fatto di pensarlo metteva, tra virgolette, i brividi, no? Dice, non ce la faremo mai. Anche noi siamo una famiglia, no? Quindi quando abbiamo, tra virgolette, preso il testimone della prima generazione, nessuno avrebbe nemmeno sognato di poter fare un'operazione di questo tipo. Poi i momenti di discontinuità
i momenti, le crisi, le opportunità. Io ritengo che la pandemia sia stata un'opportunità straordinaria per chi ha una visione chiara, un'organizzazione forte, una squadra di team importante e tanta disciplina. Nel nostro settore la disciplina è qualcosa che è fondamentale. Quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo prima quotati in borsa e poi con tra virgolette, la carta della quotazione in borsa, siamo andati a comprare il nostro principale competitor in Germania. Il nostro principale competitor era di proprietà di un private equity. I private equity hanno, a mio modo di vedere, delle buone, anzi ottime strategie. Perché? Perché accompagnano le aziende a trovare la loro identità. È una delle opzioni che il private equity può mettere in campo. Quindi da questo punto di vista abbiamo comprato questa azienda e l'abbiamo comprata senza nemmeno mai visitarla, perché abbiamo fatto l'operazione durante il periodo della pandemia. Non abbiamo mai incontrato il private equity, il proprietario, non abbiamo mai incontrato i manager, non abbiamo mai visitato le fabbriche. Noi siamo un'azienda metalmeccanica, gli asset sono una parte fondamentale, però il momento era quello. O prendevamo l'opportunità oppure rischiavamo che questa opportunità non la potessimo più cogliere. E quindi l'abbiamo colta. L'abbiamo colta e fino a quando abbiamo siglato l'accordo e finita l'epoca, diciamo, del lockdown, ci siamo presentati in Germania come i nuovi proprietari. Ricordo, per chi conosce il tedesco, no? Gli italiani hanno comprato. L'articolo di giornale era gli italiani, non il nome dell'azienda, la famiglia imprenditoriale, proprio gli italiani, come se fossimo, tra virgolette, un qualcosa di strano, no? E qua arrivo verso la fine, no? Che cosa succede? Succede che le sinergie economiche, le sinergie di business, di mercato, clienti, fornitori, quelle sono misurabili. Si misurano e li misurano i nostri investitori, i nostri stakeholder quando presentiamo le relazioni di bilancio. Quello che invece è difficilissimo misurare è la sinergia culturale. Perché? Perché nonostante l'Italia e la Germania siano due paesi molto vicini, dal punto di vista culturale noi abbiamo un'esperienza per cui stiamo facendo veramente delle scoperte impressionanti in termini di mentalità, cambio di mentalità. Anche noi che abbiamo comprato stiamo ricevendo tantissimi benefici. Perché? Perché comunque il riuscire a mettere insieme queste tipologie di mentalità, il mondo è molto grande, no? Però lo vediamo perché l'Europa non funziona, non voglio, tra virgolette, andare in aree che non mi competono, no? Perché l'Europa non funziona? Perché l'Europa, questa è la risposta che mi sono dato io, non tiene conto delle diversità culturali. E le diversità culturali significa fare un passo in avanti verso la cultura di qualcun altro e dall'altra parte serve fare un passo in avanti verso la nostra di culture. Questa cosa è veramente difficile. Perché? Perché noi non siamo stati cresciuti così, noi non siamo abituati. Però sappiamo che solo ed esclusivamente mettendoci insieme, parlo esclusivamente della nostra azienda in questo momento, riusciremo ad essere più grandi, riusciremo ad essere più forti, riusciremo ad essere più competitivi. E questa sfida culturale era qualcosa di completamente nascosto. Noi non l'avevamo considerata, perché nei piani e nei progetti che si fanno e si presentano si tengono conto quasi sempre solo delle cose misurabili e tangibili. Bene, c'è una parte intangibile e non misurabile
che è quella che abbiamo scoperto ci sta dando il maggiore valore aggiunto. E chiudo con una citazione. Sono un appassionato di football americano, no? E penso che sia una delle più belle citazioni che ci possano essere. Perché? Perché alla fine guidare un'impresa bisogna, 1, essere ottimisti, 2, essere coraggiosi, 3, non avere mai nessun tipo di paura. Grazie.